Ok. Allora, vediamo un po' chi c'è. Allora, tra poco iniziamo la nostra prima live, facciamo una prova da YouTube e questa sera, visto che è domenica, siamo un po' più in relax, ho deciso di fare anch'io una lezione un po' più relax. Quindi vi farò provare Yoga Fitness che probabilmente chi è collegato conosce già perché l'ha già fatta insieme a me. Ed è una lezione molto bella, è un programma di Elena Mauro e Salvatore De Luca che hanno creato e ha portato veramente benessere a tante persone. È un bel mix di movimenti basici, di Pilates, di yoga, di Tai Chi, nel riscaldamento di afro. Però si approccia benissimo a chi non ha mai fatto queste tipologie di lezioni e si approccia benissimo, ad esempio, a chi non pratica neanche fitness. Quindi questa sera proprio faremo una lezione molto base e spero che vi piaccia. Ora poi quando iniziamo ad esserci tutti mi dite come va con la musica. Ora stasera una prova anche con lo schermo, non so se si riesce a vedere qualche messaggio. Comunque la lezione inizierà alle 5. No. Io purtroppo mi sa che non riesco a vedere se ci sono dei messaggi. Non importa, io vi aspetto 5 minuti, rimango qui, spero che poi si senta tutto. Nel caso prendo il mio cellulare così chi ha anche il mio numero mi può scrivere, mi date dei feedback. Eccoci. Allora, spero che la linea ci sia. Ho attaccato il cavo, non so se quest'ora è un'ora di punta. Mauro Colli, eccolo.
Mi fa ridere Mauro perché allora da quando le attività in palestra si sono stoppate, noi istruttori stiamo cercando in tutti i modi una piattaforma che vi fornisca la soluzione migliore per vedere bene le lezioni. E in questo caso io praticamente ai miei clienti ho fatto già provare tutto. Zoom, Skype, TrainUp, WhatsApp, tutto quello che finisce in app l'abbiamo provato. Quindi giustamente Mauro mi dice che adesso provo anche YouTube, quindi si è praticamente iscritto a qualsiasi cosa. Grazie comunque. Anche io ormai ho password e comunque. Non ne usciremo, ragazzi, però ci proviamo. Ci proviamo, aspettiamo 3 minutini e spero veramente che la lezione, così come l'ho pensata, perché poi io penso sempre a una lezione, ma poi mentre la musica va, vado distinto e faccio dell'altro, ma teoricamente la mia idea è quella di farvi provare una bella sensazione e soprattutto poi la mia idea è quella di salvare la lezione su YouTube, sempre se riesco, perché è la prima volta che lo faccio, in modo tale che se volete poi rifarla da soli, ce l'avete lì, oppure se poi invece vorrete rifarla insieme, se poi la vogliamo rifare insieme, basta che mi scriviate. Quello che vi chiedo è solamente di magari iscrivervi al canale. Se vi iscrivete al canale, mi mettete un mi piace o lasciate dei commenti, io sono contenta perché almeno tutta la fatica che sto facendo in questi giorni per cercare di interagire con tutti voi, almeno viene un po' ricambiata. Sì, Chiara, lo so, una volta un canale nuovo. Ma così vi lascio attivi, se no state lì a poltrire sui divani. Poi oggi la giornata ti porta a dormire e mangiare, quindi almeno ho detto facciamo qualcosa di light. Ora aspettiamo 2 minuti. Ok, esatto. La prossima volta, ragazzi, all'aperto, tutti con le mascherine, con la giusta distanza, ma speriamo di fare qualcosa all'aperto. Io ne sarei felicissima, veramente, davvero, perché ne abbiamo tutti bisogno. Ok, allora, tra l'altro, volevo chiedervi una cosa. Allora, adesso voi giustamente sentite la mia voce perché io sono qua vicino. Quella prova che dobbiamo fare, già che siete tutti collegati, siete molto attivi sulla chat, per questo vi ringrazio, e io aumenterò un po' la musica e mi allontano, così mi dite se voce e musica si sentono senza che io debba urlare. Allora, facciamo la prima prova, così almeno tra 2 minuti iniziamo e siamo tutti pronti. Allora. Allora, io allora, se io mi metto qua e faccio questa voce, mi sentite? I movimenti si vedono? Oppure posso abbassare un po' la musica? Proviamo a vedere se qualcuno mi risponde. Se mi considera qualcuno? Nessuno. Vi siete andati già? Dai che dobbiamo iniziare. Andava bene, perfetto. Allora potremo, direi, iniziare. Allora, la lezione originale Yoga Flex Fitness dei miei maestri meravigliosi, che potrete anche trovare online, prevede l'apertura delle vie energetiche con una pallina da tennis sotto il piede, dove si va a fare praticamente un massaggio plantare. Naturalmente oggi non ce l'abbiamo perché nessuno era preparato, la prossima volta magari la facciamo. Poi ci sarebbe un riscaldamento, fitness e tai chi. Io oggi vi farò soltanto un riscaldamento normale, poi partiamo con il saluto al sole. Ok? Andiamo. Proviamo a rilassarci
e a connetterci con il nostro corpo. Spero davvero che si senta la musica. La provo a mettere qua vicino al PC. Buona lezione. Ok, facciamo un bel respiro. Fuori l'aria. Ok, un bel respiro, braccia e butto fuori. Lo facciamo con le gambe belle morbide, ginocchia morbide, braccia morbide, tutti i movimenti sono lenti. La pallina tu ce l'hai, Maila? Lo so, dai, la prossima volta te la faccio fare con la pallina. Dai, respiro ancora. Andreino, vieni a fare yoga con noi? Vieni a fare yoga con noi? Fuori d'aria lentamente, scendo in avanti e vado a vedere, primo approccio, per vedere qual è la mia flessibilità. Adesso siamo abbastanza freddi, quindi arriveremo sì e no qui, ok? Oscilliamo da una parte all'altra, iniziamo ad attivare i nostri muscoli. Il peso della testa porta proprio giù il corpo, giù le spalle, dovete rilassarvi, iniziare a connettervi, ok? La mente deve essere collegata al nostro corpo. Sali su lentamente, con la colonna e porto indietro le spalle. Andiamo a sciogliere, perché piano piano dobbiamo attivare le nostre articolazioni. Facciamo sempre respirato, in avanti, vai. Fate veramente a connettervi con il nostro corpo, Facciamo un bel respiro. Smuotiamo il bacino e ritorniamo su. Smuoto e scendo. Ritorno. E smuoto. Riporto di nuovo giù. E vediamo se questa volta riusciamo a raggiungere il suolo, piano. Di nuovo la testa è pesante e si allunga la colonna. Ok? E ancora usciamo da una parte all'altra. Rimani al centro, porta la mano sul dito opposto, ok? E vai a fare un'oscillazione, come se ti volessi quasi abbracciare. Di sentire la colonna lunga, lunga, continua l'oscillazione, morbido. Fai dei bei respiri. Prova a rilassarti davvero. Rimani qua, unisci i piedi. Srotolo di nuovo la colonna. Andiamo a connettere il nostro corpo con il pavimento utilizzando le dita dei piedi. Aprite bene le dita, spero che si vedano. Qui piantate i piedi al pavimento, cercate solidità, vostro equilibrio e portatevi in avanti e indietro. Fate un'oscillazione. Provate a farlo con gli occhi chiusi, vediamo cosa succede. Prendi al centro con gli occhi chiusi, alza il mento, apri il petto. Ricorda che la nostra postura sarà sempre scapole addotte e depresse, vuol dire che si avvicinano e scendono. In questo modo terremo il petto aperto, contraiamo l'addome e attiviamo il gluteo. Iniziamo un riscaldamento un po' più dinamico, ok? Respiro. Rimani qua. Vale. Sono due. 4, 3, 2, sali, piccone. Torno. Quattro.
3, 2, 1, rimane al centro, spalle, vai, giù, 4, 3, lavoro, 5, 6, 7, vai, 4, 3, 4, 4, ancora, unica base dinamica, giuro, vieni qua, dai, qua, scendi e sali, anche a stile, squat, morbido, ancora, vai, 4, 3, 2, rimani giù, apro, uno, attiviamo i polpacci, se vuoi, vai, 1, lavoro, ancora, 1, gli ultimi, 4, 3, sale, tallone al gluteo, one more time, incrocio, vai, 4, 3, 2, aggiungi il tallone, 4, 3, 2, incrocio, vai, dietro, l'ultima volta, incrocio, dietro, dopo, rimando, giù, 1, 4, 3, 2, di là, vai, giro, torno, rimando, stabilizzo e scendo, 4, 3, 2, rimani e sciogli. Tocca. Ok, iniziamo il nostro saluto al sole. Facciamo un bel respiro. Adesso ci sfidiamo, Voglio vedere. Facciamo un respiro. E poi là. Adesso il nostro cuore è salito su, ok? Lentamente lo facciamo riscendere. Siamo carichi di energia. Ci servirà per allungare i muscoli. Ok? Su, unisci le mani dietro, unisci le ginocchia e dritta il gluteo e vado indietro. Quattro respiri, rimango lentamente, porto le mani dietro la nuca, chiudo e mi avanti. Lentamente torno. Ripetiamo, quindi unisco le mani e vado indietro. Vi sentirete respiro quadricipite, strizzare l'addome e il gluteo. Vi ricordo, ad ogni movimento cerca sempre di più, cerca sempre di direzione, scendere le braccia e respiro. Stavolta le braccia vanno sopra la testa, ok? Ragazzi, ricordatevi quello che vi ho detto, spalle a toppe, quindi scapolatotte e braccia, quindi da qua si scende e attiviamo completamente il dorso. E da qua immagino di sedermi su una sedia immaginaria dietro di me, quindi siamo in attivazione del gluteo e delle gambe. Ok, da qua ti chiedo solamente di staccare tutto il gluteo alla volta. Vai. Ricordati sempre di staccare le spalle dalle orecchie.
Iniziamo il lavoro. Vedrete che si suderà parecchio anche nelle posizioni isometriche. Con le braccia, chiudo, ritorno, andiamo ad attivare il dorso. Vai, ancora, schiaccia, tira, schiaccia, tira, schiaccia, tira e rimani basso qua. Quindi attenzione delle scapole, tacco i talloni. Bravissimi, ora sulle braccia, tocco sui talloni, facciamo due movimenti insieme, chiudo e salto, chiudo e salto, strizza bene l'addome, risucchia il pellico, Immagina di avere proprio una lap machine, strizza e porta due mani. Ok, andiamo a compensare il nostro lavoro scendo con la schiena a tavolino, piegate sulle cervicali piegate. Primo movimento, tiro la colonna, porto sulle braccia. Da questa posizione provo a stendere le gambe. Sì, e sentire stirare. Mettiamo le braccia in alto questa volta. Massima attenzione. Bravissimi, non lasciate andare la gola, risucchialo. Ritorno, piego e snodo. E respiro. Prendo il centro, vado in seduta. Ci siamo? Ci siete tutti bravissimi, rimanete lì, non mollate. Adesso vi porto a terra, piano piano. Allora, siamo qua in sedia, giusto? Perfetto. Una cosa facile, non riusciremo a fare tutti quanti, ne sono sicura. Abbiamo il piede in appoggio sinistro, portiamo le mani verso il basso, come se ci volessimo appoggiare, ok? E lentamente portiamo il piedino dietro. Ok, siamo in questa posizione, ci siamo ragazzi? Mi raccomando, non create la coppa, ma sempre a tavolino. Perfetto, ora vi chiedo di provare a stendere, mantenendo questa gamba piegata, la gamba avanti. Provate solo a stendere quella dietro. Vai, solo a stendere la gamba dietro. Vai. Ora. Tutte le volte che stendi la gamba, la testa va verso il ginocchio della gamba avanti. Vai, vai, vai. Adesso prova a stendere anche la gamba avanti. Vai. E qui sta il gioco, ragazzi, da qua. Chiedi sempre qualcosa in più al tuo corpo. Rimani. E stai qua. Naturalmente ognuno avrà la propria flessibilità, quindi possiamo stare tranquilli. Cerchiamo però da respiro usando con l'aria, portare giù, e respirare, senza sentire troppo dolore, però vai. Ritorno frontale, perché è qui che dobbiamo rimanere, ragazzi. La schiena a tavolino, questa volta chiedo di aprire le braccia, guardare davanti a voi senza andare a praticare sulla cervicale, quindi non è questo, ma deve seguire il corpo, la colonna e aprire e chiudere ancora una bella bolla sulla schiena, vai. Rimango qua, lo facciamo piccolo, guarda. Non so se notate, stiamo sempre lavorando in allungamento. Più rimani, più il muscolo percepisce che deve imparare ad allungarsi. 4, 3, andiamo a compensare con i circhi che usiamo. Andiamo a funzionare il massimo, facciamo del respiro. Oggi ripeto una lezione per tutti,
quindi molto facile. Da qua siamo di nuovo in triangolo, mi metto spostare a voi, questa volta vi chiedo di tenere la mano vicino al piede, l'altra mano sfiora il braccio, passa il petto e va in alto. Lo sguardo sempre. Faccio la figura anche laterale, così lo capite. Meglio o down. Guardate le gambe, sono tese. Ok? Ora, per chi vuole, questo braccio può passare dietro, prendo bene la spalla, metto la scapola dietro, cercando la massima tensione. Ok. Ricordatevi 4 respiri almeno di posizione per restare, sentire il lavoro. Ritorniamo. Siamo qua. Piego e appoggio. Sono in quadrupedia. Oggi voglio farvi fare un lavoro che è molto utile soprattutto per le persone sedentarie che in questi giorni stanno molto seduti sul divano, che hanno problemi alla zona lombare. È un'antiversione e retroversione più facile. Da questa posizione andiamo sempre a mantenere la nostra postura con le scapole alte e depresse, lo ripeterò fino alla fine della lezione, quindi lavorando sempre con il respiro. Portiamo indietro il bacino e in avanti, formando la schiena. In questo momento dovete sentire un'apertura, ok? Un massimo allungamento. Apriamo e fuori. Sentite che bel lavoro anche sulla parte lombare, vai ancora. E spingo più che posso. Uno, bravo, proprio movimento, non sforzate troppo, naturale, ma dovete stare. Ok, proviamo a dare un pochino di più, un lavoro un po' di più, posizione del gatto e tanto mai. Da qua ragazzi, proviamo a sfidarci un pochino e a creare un po' di lavoro muscolare, forza dell'addome anche sulle braccia in che modo? Puntate i piedi e provate a staccare le ginocchia, e ritorno, sì, di nuovo. Guardate giù e vai, spingi e tieni. Se avete male ai polsi, fate così. Ancora, vai, stacca. Ottimo lavoro, vai ancora. Facciamo l'ultima volta così che tutti possiate provare di strizzare bene l'addome, bravissimo. Ok, lavoriamo ancora in questa posizione. In che modo? Aspettate che prendo spazio. Ci fermiamo in quadrupedia. Gamba destra. Vado a disegnare dei semicerchi e ritorno e strizzo. Quindi apro, ritorno, porto il ginocchio verso il petto. Ve lo faccio vedere anche da qua, guardate. Quindi vado ad allungare, vado a richiamare in un crunch. Ok? Ritorno con la schiena, allungo. Tenete bene la postura, se avete uno specchio guardatevi. Ora, per chi volesse, provate a non toccare il piede, lasciatelo staccato dal pavimento, ancora corretto. Vedete come lavora sempre l'addome seduta? Ok ragazzi, da qua non si scherza più. Molliamo la gamba in alto tutti e lavoriamo in abduzione. 2, 3, 4, 6, 7 e poi rimani dietro, ritorno, vado a completare per finire la posizione del bambino. La posizione del bambino devi portare il gluteo seduta sul
talloni e la testa tra le braccia, non completamente la colonna. Ok ragazzi, per questa posizione vi chiedo di portare il peso in avanti di nuovo e via. Stavolta ribaltiamo il peso avanti, quindi andiamo a caricare il peso sulle braccia da qua, piani a testa in su. Le mani sono sotto la linea delle spalle, i piedi sono lì, morbidi, e allunghiamo il resto dell'addome. Facciamo 4 respiri e guardiamo verso l'alto. Mi sentire allungare qua. Ok? Da qua invece vi chiedo, ora che ci siamo riposati, di richiamare un tallone alla volta al gluteo. Prima destro, poi sinistro. In questo modo andiamo a lavorare sugli ischiomodulari, che sono i muscoli posteriori della nostra coscia. Vai. Giro. E ancora. E ancora. Da qua ragazzi provate a farlo con tutti e due i piedi insieme. Ora, in questa posizione non dovrete sentire male alle ginocchia perché sono scariche dal peso, però da qua provate a scendere. Ci siamo? Vedete tutti? Questa volta provate a prendere il piedino alla volta. 1, 2 e provate a girarli verso voi. Chi vuole può fare l'arco, quindi provare a spostarsi di più, faccio così, 1 e alzare il petto. Ottimo. Ritorno in child qua. Via. Questa volta il cane diventa a testa in giù e qui la testa scende, guardate, sollevo il bacino, spingendo sui piedi, testa tra le braccia. Ora non tutti riusciranno a toccare il tallone a terra, provateci, spingete il tallone in modo tale che si allunghi di più il polpaccio. Ok, andiamo, vai, allunga e rimani a fare a testa in giù. Vai, 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 vai. Da questa posizione ti chiedo di alzare la testa a guardare lo schermo, così da vedere il movimento. Mi spingo in avanti, vado giù, come se fossi a cane a testa in giù, di testa in su. Vado a fare un push sulle braccia se riesco e ritorno a cane a testa in giù. Ok, spingo sui piedi, mi spingo in avanti, faccio un push e ritorno. Spero che vada tutto bene. Ora, tutte le volte provo a portare la testa tra le braccia, sentire allungare la colonna e rimani qua. E allungo. Allungare il lavoro. Le braccia, ritorna in plank, non tutti riusciranno a tenere la plank, quindi chi non riesce appoggi con le ginocchia per terra e mi raccomando sempre le spalle lontane dalle orecchie. Fate dei respiri lunghi e profondi, quando volete provate a stare in plank. Attivazione completa dell'addome, rimanete qui. Ok ragazzi, da qua vi richiedo di ritornare alla testa in giù e di staccare il piede destro cercando di andare a spingere con il tallone verso il sorriso per attivare il muscolo. Vai! 3 ora 2 1 e ritorno da questa posizione
le mani vanno verso i piedi, ritrovate l'asse verticale per vedere se siete riusciti ad acquistare qualche millimetro e scendere un po' di più. E ok, tutto questo è da rifare dall'altra parte. Facciamo insieme. Adesso conoscete un po' il movimento, vedrete che sarà più facile. Fate un bel respiro. Fuori l'aria. Un bel respiro. Proviamo di nuovo a portare indietro le braccia. Tenete bene il corsetto qui centrale e mani dietro la nuca e ritorniamo in avanti. Ritorna su, prendi un bel respiro, butto fuori l'aria, porta indietro le braccia. Mani dietro la nuca, vado giù e vai. Rimani fuori. Ritorno. Al petto, siamo in sedia, giusto? Le spalle dietro, scapole tutte depresse. Uno. Sì? Questo l'abbiamo già fatto, quindi portiamo sulle braccia, proviamo singolo qua. Singolo, vai. Spingi, tira. Vai. Tira, strizza l'addome. 4. Ancora. 3, voglio che sentiate bene lavorare la schiena. 2. Rimani qua. Sfida, equilibrio. Mani a terra. Ok. Faccio un passo indietro con la sinistra. Ok, dobbiamo ripetere tutto per portarci al triangolo. Quindi iniziamo cercando di spingere il tallone indietro. Torno, spingo. Lavoriamo sulla nostra flessibilità, ragazzi. Piano piano si arriva. Se vuoi, allontana. Quando ti la senti, spingi completamente, sia la gamba avanti che la gamba dietro. Ancora. Vai. Che dite, rimaniamo qui? No. E con il busto, come vi dicevo prima, cerchiamo di avanti e le braccia si allungano. Cercate una profondità davanti a voi, scendi giù e le braccia. Ci piace parecchio? Ora con la schiena a tavolino sempre. Di nuovo le braccia vanno a lavorare, spalle e dorso. Rimani lì, tira sempre con le gambe. Concentra il lavoro sulle braccia. Vai. Schiaccia. Ancora. Rimani piccolo. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e vado a recuperare piegando la gamba avanti. Ci siamo, siamo qui. Fai un respiro, riallungo di nuovo, sempre con la schiena a tavolino, ragazzi, ricordatevi la stessa mano del piede in avanti, va a toccarlo se riesco, l'altra mano passa dal braccio, sfiora il petto, cerca di raggiungere il soffitto con lo sguardo che segue. Ricordatevi, strizza l'addome sempre. Manina dietro, chi vuole provare questa volta e va giù. Ok, ritorno, appoggio, sono in quadrupedia. Allora siamo in quadrupedia, cerchiamo di nuovo di fare 4 movimenti per la nostra schiena, posizione del gatto, andiamo di nuovo, spingo di più e ritorno. Quindi retroversione del bacino, ancora, aprite bene il petto e la schiena, vai. Andiamo a lavorare sulla chiusura del petto e sulle spalle. Ancora spingi, rimango al centro e di nuovo
stacco le ginocchia, posizione dell'orso, torno e ancora strizzo l'ombelico e stacco, ancora 2 volte, vai, staccati, ancora una volta, ok, rimango qui, andiamo un po' più veloci, tanto veloce del movimento, la gamba cosa fa? Un semicerchio qua e andiamo a lavorare sulla apertura del bacino, mantieni l'allineamento delle spalle se riesci, ancora 3, la senti? Fallo con la gamba che non tocca il pavimento. Il piede deve andare a martello verso lo schermo, ancora verso di me le punte, rimanete qui, appoggiate, provate ad allungare, allungate, attenzione, 8, 7, 6, 5, tutto il lavoro sulla fascia lata, 3, 2, rimanete in una posizione plastica e andiamo a recuperare. In avanti, cara testa in su, allungo il braccio della vita. Vai in posizione cara testa in giù. Quindi vado indietro, spingo il bacino. Ci siamo? Ora mi spingo in avanti, forza sulle braccia, push up, ritorno e vado indietro. Ripetilo in avanti, push up e vai indietro. Un po' più dinamico rispetto a prima, vai. Vai, 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 vai. Ancora una volta. Andiamo. E rimani e fai le teste in giù. Allungare la schiena. Da qua ragazzi stacchiamo il piede sinistro, andiamo a premere il tallone verso il polso fin. 6, 5, 4, 3, 2 e ritorno e appoggio e allungo. Allunga bene la schiena, cerca di appoggiare il gluteo sul tallone. Ok? Ultimo giro, siamo qui, andiamo giù, cara testa in su, proviamo come prima la flessione del ginocchio, tallone verso il gluteo. Ok, questa volta proviamo a metterci un push up. Tiro, push up, torno, tiro, push up, torno, tiro, push up, torno, tiro, push up, torno, rimango qui, scendo e acchiappo i miei piedini se riesco e vado a fare il mio arco per concludere il nostro saluto al sole. Appoggio lentamente, accompagnami delle gambe, ritorno in child, mani qui, rotolo la colonna e di nuovo ritento l'asse verticale. Asse verticale qua, vai. Il petto si avvicina alle ginocchia, ok? Aiutati con le mani. E ritorno. Mi sciolgo. Come vedete poi ne parliamo a fine lezione, però anche se ha un lavoro abbastanza tranquillo rispetto alle lezioni che genere faccio, sentite che c'è un lavoro muscolare continuo, ok? C'è un lavoro di allungamento ma anche di tensione muscolare, è un continuo lavoro. Allora, facciamo una parte di equilibrio perché è una parte molto importante per il nostro corpo, dove si va a rinforzare il core e ci serve per la vita quotidiana di tutti i giorni, per fare anche le cose più banali. Quindi rimanete con me ora e poi vi lascio andare per 10 minuti. Allora, via, cado i pantaloni, facciamo un respiro ancora, lavoriamo sui piedi, cerchiamo il ginocchio destro o sinistro, come volete, verso il petto,
Allora, siamo qui ragazzi. Attenzione, non abbiamo questo, ma siamo un po' complessi con il ginocchio che andare proprio a non dare fastidio alle ginocchia. Quindi rimaniamo sempre sul ginocchio. L'importante è che però la schiena sia dritta. Ci siamo? Molto bene, adesso vi chiedo di tenere con la mano e andare a fare una torsione. E lo sguardo va indietro. E ritorno. E qua invece apro. Quindi andiamo a lavorare sulla mobilità delle anche. E apro. Il primo giro è questo. Lo facciamo un'altra volta, vai. Ritorno. Come vedi, se lo fai più veloce, perdi l'equilibrio, quindi per rimanere lì, devi strizzare dall'addome. Ricorda bene di aprire le dita dei piedi, il piede deve fare proprio pressione sul pavimento. Adesso l'ultima volta ti chiedo di provare a farlo così qua. Stendo, giro, ritorno e apro, tenendo l'equilibrio. Ok? E ritorno, sto qua. Appoggio. Allora, la posizione dell'albero. Prima lezione per tutti. Si parte da qua. Appoggio col piede, ci sto. Perfetto. Lo riporto un po' più su, all'interno del ginocchio. Non so, magari se siete con le calze scivolate. Io lo faccio scalza, già con questo pantalone si scivola. Rimango qui, perfetto. Ok, ci stai? Perfetto. E allora portalo qui. All'interno proprio della coscia. Qua hai un'apertura completa. Ora, se poi tu vuoi provare a portare le mani in alto e provare anche a scendere. Respiro. E vedere dove arriva. E lento, ritorno. Qua lascio andare, sciolgo, perché la gamba in appoggio si affatica, ok? E quindi mi appoggio sulla gamba sinistra, stacco la gamba per l'appoggio, la tengo e mi allungo una mano. 2 giro 3. Lo faccio vedere anche così. 2 giro 3. E vado. No, hai capito il mio posto. Rimani lì. Tu rimani lì, io ti ho proposta. Ecco, mi sento in compagnia. Ora da qua tengo il guerriero della danza. Ricordati sempre, ginocchio morbido. Ci siamo? Ciao Andre. Vai. Ok, ritorno, faccio un bel respiro. Ciao mamma! Ciao amore. Mamma, è una diretta. È una diretta, sì, ormai. Ok, sciogli. Richiama il ginocchio destro. Ormai Andrea non mi sopporta più. Tira, 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 tira. Di nuovo, facciamo la cosa di prima. La inversione. Ecco, non ve l'ho detto, ma naturalmente per chi ha le prime armi può appoggiarsi a qualcosa. Cioè, io vado qua, provo, faccio le mie prove, mi tengo e poi stacco, ok? Ritorno. Ci siamo? Ok. E apro. E vado di nuovo. Torsione. Apertura. Oh, devi sentire tirare l'adduttore, Ora da qua, se vuoi, provo. Stendo e apro. Cosa stai facendo? Ti ho beccato, Andrea, Da qua l'ultima volta apro e tengo. Oh,
Io mi preparo, prendo il mio equilibrio, tengo l'addome, stacco guerriero 3. I movimenti sono fluidi, calmi, tengo. Torniamo giù, scendiamo, facciamo un bel respiro, proviamo a scendere e accasciamo. Siamo sulla punta dei piedi, vediamo solo questo e da qua ragazzi talloni su, tallona giù, quindi giù, su. Provate solo così per farlo 3 volte, poi vi lascio andare. Ritorno. Ottimo. E sì. Allora, facciamo l'ultima parte, proprio 2 cosine rapidissime per l'addome, anche se l'abbiamo fatto lavorare per tutta la lezione, perché comunque la stabilità parte da qui ed ogni posizione aveva bisogno di stabilità. Quindi, come dico sempre ai miei allievi, non sempre l'addome si fa facendo crunch, ok? Se tu gli esercizi li fai bene, il tuo corpo lavora in sinergia sempre. Quindi ci portiamo a terra, facciamo alcuni esercizi proprio mirati per l'addome. Oh, siamo qua. Mi metto così mi vedete meglio. Ricordatevi sempre la postura, quindi spalle addotte le grazie. Portiamo le manine vicino ai fianchi e stacchiamo il piede alla volta andando a lavorare anche sul quadricipite. Stacco, spingo la punta, stacco, spingo la punta. Ora stacco tutti e 2 i piedini e spingo e ritorno e spingo. Ora, se non riuscite a staccare i piedi, provate a farlo così, scivolando sul pavimento. E poi quando riuscite staccherete. E rimaniamo qua, posizione della barca. Sali, gambe tese, e poi richiami e ritorni. Ok? Riproviamo. 1, 2, tre, rimando un 4, salgo, richiamo e provo a stendere tutto. E più riesci ad avvicinare, più la barca è perfetta. E ritorno. Ok, rimango qua al centro, uniamo i piedi. Stacchiamo bene. Andiamo a lavorare sull'interno coscia, che l'abbiamo fatto lavorare parecchio. Allontaniamo bene le spalle dalle orecchie, il collo è libero. Facciamo un bel respiro. Proviamo a fare l'aratro, ok? Cos'è l'aratro? Partiamo dalla posizione del bambino felice, che è quella preferita di mio figlio. Da qua prendiamo i piedini, proviamo ad andare indietro, e poi stendiamo le gambe. Ok? Quindi, lo faccio anche così. Guardatevi un attimo, da qua, giusto? Se vi date una bella spinta, riuscirete ad andare indietro e a portare le gambe. E quando le gambe sono stese dietro, quello è l'aratro. L'aratro perfetto si avrà creando uno spazio tra il collo e il petto. Quindi andate a schiacciarvi. Bucate la pancia. Guardate se riuscite le mani sotto e lentamente contraendo l'addome ritornate.
rimanete qua. Ok ragazzi, adesso gli ultimi 5 minuti dobbiamo dedicarli al rilassamento. Questa lezione si deve concludere sempre con la fase di relax, dove si sceglie una musica, naturalmente non tipo i Prodigy, non merengue, nel mio caso avrei scelto quello, per rilassarvi. Quindi io vi lascio al vostro rilassamento, sdraiatevi, se riuscite a spegnere anche le luci e se siete da soli, io qui ho il mio piccolo, quindi rilassamento bello che è andato. E se riproponete la lezione, la rifate a casa da soli, appunto dedicatevi quei 3 minuti. Chiudete gli occhi, fate dei bei respiri profondi, proprio dalla pancia, svuotando bene il pancino, buttando via tutto ciò che c'è di negativo in questo periodo. Dovete proprio sentirvi leggeri a fine di questa lezione, dovete sentirvi rigenerati, dovete sentire che avete lavorato a livello muscolare, ma che vi siete anche poi in fondo rilassati. Quindi se la lezione vi è piaciuta, mandatemi qualche messaggino, così la possiamo rifare insieme, anche in mini gruppo. Così su YouTube in live è difficile perché io non vi posso vedere, non vi posso sentire, quindi possiamo farle anche su Skype. Io vi lascio la mia lezione e vi dico soltanto di provare sempre a fare ciò che non riuscite, perché è solo con la pratica che riuscirete a superare i vostri limiti, come in tutte le cose d'altronde. Io vi saluto, vi mando un bacio grandissimo, grazie per avermi dedicato quest'oretta in questa giornata che era un po' così, un po' in down ormai. E vi aspetto se volete sul canale con i miei soliti allenamenti che vi faccio, ma ho deciso che farò degli allenamenti un po' più lunghi, proprio perché la gente così sia a casa, si apre il video e se lo può proprio fare tranquillamente. Ciao Sara, e vi farò degli allenamenti sia con i pesi, sia con gli elastici, sia a corpo libero, ne avrete sempre qualche cosa, avete sempre qualcosa di nuovo, qualcosa che vi dovrà stimolare, ok? E voi sostenetemi, cercate di diffondere il mio canale, anche se ce ne sono 1000, anche migliori, però insomma io faccio la mia parte, poi chi vuole seguire segua. Ciao a tutti. Ciao. Ah, vi ricordo anzi che poi c'è anche Strong se volete, poi fatemi sapere, ma voi tutti che siete collegati direi che già conoscete il programma. Ciao, ciao, voglio bene.